Cucina Sicula siamo nel Trapanese, precisamente a Custonaci, a pochi chilometri da San Vito Lo Capo, vicinissimi alla Grotta Mangiapane, un'attrazione turistica famosissima. Ed ecco qui l'Hotel Cala Buguto. Andiamo in cucina per realizzare un dolce davvero unico. Eccoci qua. Allora Andrea, dove mi porti oggi? Beh, ancora una volta siamo ospiti, questa volta all'interno. All'interno di Da questa Valentina. bellissima Cala Buguto. Benvenuti. Grazie Valentina. Allora Valentina, che andiamo a fare ora? Oggi prepareremo insieme una deliziosa sbriciolata con ricotta di pecore e gocce di cioccolato. A posto. Ricotta di pecora. Ma meglio di così. Certo. Allora, mettiamone in opera. Andiamo. Allora, Sì, andiamo a realizzare. Valentina, che cosa ci hai preparato? Allora, iniziamo con 400 g di farina 00, Sì, a cui andremo ad aggiungere 200 g di zucchero. vado. Io metto le mani in pasta, le mani sono pulite. Devi mettere le mani in Ok. pasta. Poi cosa metto? Poi a questo aggiungiamo 120 g di burro che abbiamo uscito un po' prima dal Bello frigorifero, morbido, sì, esatto, perché così ci si vuole ammorbidisce. Ok. Bello morbido. E impasti. E poi ovviamente sicuramente metteremo le uova Aggiungiamo esattamente. oppure Adesso le polveri. prima aggiungiamo le uova. Sì. Andrea, tu secondo te ci vai il lievito nella crostata? Che dici? Belle domande. In realtà no, però. Questa è una sbriciolata, però non è Però una una crostata. sbriciola, non è una crostata. Però lo possiamo mettere. Tu che dici? Hai fatto questa sbriciolata a volte? Sì, mi sembra di Certe sì. volte quando metto poche uova qualcosa si sbriciola. Ok. Ma in Sicilia c'è la sbriciolata. Beh, abbiamo visto oggi nelle Vai le uova che ci sono alcuni piatti che ci somigliano alla sbriciolata. Sì, vero. Questi dolci particolari. Ma questa ricetta noi la vogliamo fare con gli ingredienti siciliani, Assolutamente. ma rendendola possibile a tutti. Infatti la facilità di questa ricetta, vedete, non c'è paladare, non c'è passaggio, Che mano! non dobbiamo niente, siamo Assolutamente. tutto così, molto semplice, una ricetta che potete fare a qualsiasi età, a qualsiasi capacità in cucina. Va bene, Ovviamente quindi ci vuole un po' di tempo. possiamo aggiungere anche un po', se volete. Di cosa? Questo che cos'è? Il lievito. Ecco, un po' di lievito può essere anche vanigliato, no problem, eventualmente aromatizzato o con l'arancia o con la scorzetta di limone. Esatto, sì. Quindi un attimino adesso Luisa, che c'ha sempre le mani in pasta, Andiamo sbriciolando nel frattempo l'impasto. Esatto, non deve essere impastato, Sì, deve sì, essere proprio così. sbriciolato. Esatto. Giusto. Valentina, ma ai tuoi ospiti gli piace la sbriciolata? Assolutamente sì, adorano sia la versione con ricotta e gocce di cioccolato, Buona. ma anche la versione che faccio spesso con marmellata o di fragole o di albicocche con fettine di mela. Ecco, questo noi magari pensavamo con Luisa onestamente di fare il disco di base. Infatti, poi questa fare- infatti si chiama proprio sbriciolata proprio perché l'impasto è un composto anche di di sotto, briciole, perché diciamo. poi comunque nel forno poi si va a compattare, giusto? Esatto, anche non poi- va esatto. Sì, perché sicuramente metteremo la ricotta, mettiamo qualche uovo anche nel ripieno? No. Così. Nel ripieno metteremo solamente ricotta di pecora, E un po' di zucchero e qualche goccia di cioccolato. Va bene, very easy. Ecco, in questo passaggio che si va a compattare. Esatto, iniziamo piano piano a comporre la nostra base. Ecco. Ottimo, davvero semplice. E sai, io pensavo a una ricetta anche con una sbriciolata più buona che ho mai mangiato, era ricotta e marmellata di fichi. Anche, sì. Molto buona, veramente. Sì, poi con notevole. le marmellate di stagione ci si può certamente Sbizzarrire, sbizzarrire. certo, voglia. Anche con la marmellata di arance e gocce di cioccolato è molto buona. Sì, Scusa, Ma mettiamo un pochino, po'. quindi consideriamo all'incirca il 60-70% di... Sì, ora ne metto un po' Io nei nel bordi frattempo giusto potrei andare a preparare Dove il nostro andare? ripieno. No, qua sono. Mettiamo Se a no, non Valentina è no più gengiolo, metto lo zucchero Esatto. e le gocce. E le gocce di cioccolato. Tutte, vale? Tutte. La facciamo bella cioccolatosa dal momento Certo. che abbiamo tanti golosi qui tra gli Ci abbiamo spettatori. gli spettatori. Poi qui all'interno... Voi non vedete, ma abbiamo tanti c'è, spettatori. Dai, saluta, un bel applauso dal pubblico.
No, davvero troppo, va bene ragazzi, siccome già ce ne abbiamo 10-15 pronte, perché Valentina ieri si è messa a cucinarle. Ieri però, mi hanno messo al lavoro. È vero, questa è solo una dimostrazione, perché qui l'hotel è sempre pieno. Ma chi sono principalmente quelli che vengono? Inglesi, Guarda, quest'anno tedeschi, abbiamo francesi? avuto un'alta percentuale di tedeschi e svizzeri. Yeah. Ma però- svizzeri no, E devo ma dire, svizzero, gli svizzeri, devo dire, quasi tutti, se non tutti, sono arrivati a piedi. Ma Cioè, allora, loro- c'è la barzelletta sugli svizzeri, lo sai? E ce ne sono tanti Cioè, sugli perché svizzeri. c'era la pandemia e gli hanno detto dovete stare a 1,5 metri di distanza. E gli svizzeri hanno detto ma perché così vicino? Perché adesso c'è lontano. Di chi si vuole cambiare la pena? Ah, Ok. brava, siamo sicuri che qua si trovano bene. Sti cose si soldi. Posso, no? Vale? Sì, devo dire che hanno apprezzato O ancora sempre devi molto. No, mettere- no, possiamo poi iniziare. Ma è veramente bella sta Non la ricetta. Io metto tutta onestamente una ragazzi, volta. non per No, fare no, scena, sono ma piano. sicuro che sia buono. veramente Ok, favorevolmente questo è buono. colpito. Poi No, la la puoi ricotta mettere tutta, eventualmente mettere può essere anche di mucca, state tranquilli, giusto? Come? La ricotta anche di mucca. Assolutamente, anche di mucca, anche se dalle nostre parti la la ricotta ricotta è di di pecora Brava. è la regina. ed è- Ne abbiamo Nella- preso un pezzo. Luisa, ma invece che succede? Quale potrebbe essere uno dei problemi in questa fase se magari si usa una ricotta troppo fresca? Si va lì di... Sì, no, diventa come si chiama? liquida, diventa molla, praticamente no forno, va a rilasciare l'acqua Esatto. e si squacquaracchia. Bella, Sì, dai. Squacquaracchia è Dalla dall'inglese. forma- Sì, sì, squarquerà. Sì, esatto. Squarcherone, si squacqueria. Quindi importantissimo usare della ricotta fresca o quantomeno se la comprate. No, qui non cerca di Ah, non ok. provocare. Cercate di chiedere eventualmente Vabbè, non ti se ha preoccupare. qualche giorno, magari almeno un giorno. Sì, di e farla riposo. gocciolare per meglio essere, esatto. Ok. Comunque, Ci complimenti siamo per quasi. l'odore. Guarda come si vede la mano della professionista. Sì, Guardala, brava. Sì, guardala. sì, proprio per noi Mai fa- Beh, messa questa- la ricotta così in ordine. Com'è Cantarusa? E adesso andiamo a coprire con il resto del nostro impasto sbriciolato. Allora, a questo punto quindi abbiamo... Stiamo ricoprendo il nostro strato di ricotta con il resto dell'impasto sbriciolato, facendo una lieve pressione che serve giusto per compattare, ecco, non deve andare. Ma mi sembra... La tortiera, chissà che è 22 mi sembra. Questa è 24. 24, perché poi ci vanno a chiedere anche la misura Eh, della Ma è tortiera. giusto così. E sì. perciò diciamolo. Abbiamo messo 400 grammi di farina. vabbè, Questa vabbè. diciamo che potrebbe andare bene per 8 persone, ma potrebbe non bastare per 4. Bravo, dipende, bravo, diciamo, dipende, dal- giusto. Ci può pensare a Salvatore quando torna... Ok, adesso siamo pronti per infornare, Ok. 180 gradi in forno statico per circa 30 minuti. Bravissime! La io nostra calo sbriciolata è pronta. Mamma mia, che sciamo! Luisa, preparati! Complimenti! Ah, allora, come eravamo a casa l'unico, andiamo a vedere che adesso ci facciamo la festa. Allora, buonissima, brava, andiamo a vedere. Andiamo. Sì. Allora, in sala, non li vedete bene perché i nostri li abbiamo messi dall'altra parte. La voglio qua. Diamo il tocco finale. No, chiude un'altra cosa. Ok, quindi zucchero a velo. Sì, Abbondiamo. ragazzi, abbiamo un po' di fretta perché gli ospiti stanno aspettando. Ma è pieno qua. Oh, ma io mi sono Bellissimo. proprio un sacco di gente. Guarda che è asciuttissima, è perfetta. E qui non fatta mai la crostata. Ma questa non è crostata, Andrea, è sbriciolata. È ottimo, è ottimo. Io Andiamo al taglio, tieni Luisa, lascia allora te. il taglio. È calda, però. È un po' calda, è consigliabile aspettare sempre una ventina di minuti prima Anche di io volevo aspettare. procedere al taglio, Ne potevamo approfittare e andare ma a il nostro mangiare. amico non resiste più. Sì, È sì. vero, no, perché c'è Heinz, Franz e Gunther che vogliono assaggiarla subito, che sono venuti apposta qui. Wow. Ed ecco qui, mamma mia. Ui. Allora, secondo me È perfetta, è ci vuole perfetta. veramente una pasticceria, un profumo unico. Allora, Buona. Valentina, grazie tante, siamo contentissimi.
perché ci hai ospitato, siamo stati bene, grazie. Grazie a Mi raccomando, voi, vieni a trovarla. grazie a voi e spero che tornerete a trovarmi e a trovarci a Custonaci. Speriamo di non essere troppo invadenti, se no tutte le settimane veniamo a Giù nella descrizione trovi tutte le informazioni, se vuoi vedere anche tu questo posto unico, qua vicino c'è anche un'attrazione turistica davvero bella. Sì, qui c'è la grotta Mangiapane, Bene. che è una grotta che vale la pena visitare, dove si possono trovare all'interno delle abitazioni che risalgono, diciamo, circa un secolo fa. Ma dopo la grotta posso fare pure il bagno o solo Dopo il la bagno? grotta cammini circa 10 minuti sotto E il c'è il sole mare. cocente e arrivi direttamente nel golfo di Calabuguto. Insomma, picciotti, quasi quasi. Venite, No, arriviamo. Venite e mangiatene tutti. Dopo questo, grazie a tutti, ci rivediamo e mi raccomando, seguite Luisa su Le ricette di Luisa, Valentina. Calabuguto Hotel. e ci rivediamo sul mio canale, su tutti i social, ricette flash. Grazie a tutti, picciotti, salutiamo, alla prossima. Ciao! Cosa ci volevi dire? No, volevo dire di seguire Custonaci Web. Ma Custonaci Web, non c'è. Custonaci Certo. Web, allora lanciamo la sfida. Se dobbiamo dire di seguire Custonaci Web, allora vogliamo Custonaci Web qui tra di noi. Non viene. Viene Custonaci Web! Dai! Ma... Finalmente ci Un siamo riusciti. settore colmo, tutti femmine. Tutte femmine. E del resto non è un caso, ecco. Ecco. Va bene, va, storia antica. Alla Ciao! prossima. Grazie mille Valentina per la tua ospitalità, siamo stati veramente benissimo, ringraziamo anche Custonaci Web. Allora seguite Cucina Sicura, alla prossima con tante altre ricette.